Il mare, le scogliere, le imbarcazioni, i borghi costieri sono alcuni degli oggetti riprodotti nei quadri di Angelo Franzini, realizzati con l'intento di trasmettere le sensazioni che si provano guardando questi paesaggi. Non sono quadri che riproducono pedissequamente la parvenza delle cose, ma visioni della realtà filtrate attraverso le emozioni del pittore, e che cercano di restituire allo spettatore una rielaborazione della natura. L'autore della mostra è un neurochirurgo di chiara fama, che dipinge fin da quando avrà 16 anni, un'arte che è per lui uno strumento di espressione che va al di là delle parole. Ma quello che non può mancare è il sentimento. Io credo che la pittura debba esprimere tutto ciò che non si può esprimere con le parole. Ecco, quindi è un complemento della parola, come la vedo io. Come dipinge, come decide il soggetto e come inizia a fare un'opera. Ma inizio quando vado a fare qualche gita, qualche passeggiata, quando vedo il soggetto che mi piace, che mi ispira una sensazione particolare, cerco di rappresentarlo imprimendo anche il senso della sensazione che ho provato in quel momento. Appunto, è un modo di esprimermi quando c'è qualcosa che non posso esprimere verbalmente o in altri modi, l'ho sempre espresso con il disegno o con la pittura. Se dovesse invitare una persona a vedere questa mostra, cosa le direbbe per convincerla? Ma gli direi semplicemente di guardare e poi gli chiederei più che altro che cosa ha provato, più che dirgli. Fare delle domande, ecco.